Abbiamo pensato di dare un segnale di accoglienza e di attenzione verso le mamme che allattano e devono cambiare il loro bambino, e abbiamo ideato questo pit stop come le auto di Formula 1 che devono fare rifornimento. Dare alle mamme uno spazio dove poter allattare e accudire il proprio bimbo anche fuori di casa. La sensibilità su questo tema non è mai stata così attuale. Da tempo il progetto del Comitato Italiano di UNICEF, cui hanno aderito la Regione Veneto e l'ULSS 2 Marca Trevigiana, cerca la possibilità di espandere la sua rete con l'aiuto di tutti, o meglio di tutte. E le Red Panthers, le campionesse plurititolate del Benetton Rugby femminile, non hanno esitato un attimo. Donne per le donne, noi siamo veramente felici di esserci messe in prima linea a portare avanti un progetto importantissimo dell'UNICEF, che è quello dei Baby Pit Stop, e di diffondere questa buona abitudine di accogliere le mamme nei locali o nelle biblioteche piuttosto che nei negozi e dar loro uno spazio proprio per l'allattamento e per il cambio del bambino. Il primo risultato è il Baby Pit Stop presso lo stadio di Monigo, seguito da quelli che stanno sorgendo nelle aziende e nei locali appartenenti all'importante rete di sponsor della squadra femminile della palla ovale. E non solo, anche il Parco degli Alberi Parlanti e Teatro Sant'Anna, ai quali si stanno aggiungendo supermercati, bar, locali, esercizi vari e anche ambulatori veterinari. Abbiamo il vero senso del dare agli altri, dare degli spazi alle mamme per poter ovviamente allattare i propri figli, ed è una cosa bellissima perché in questo modo garantiamo privacy alle mamme e contemporaneamente anche la possibilità di farlo in qualsiasi luogo della città.